Che rido, che rido. Prima ancora di aver commesso il misfatto rido? Va bene, dai, commettiamolo allora, commettiamolo. Sì, vostro onore, sono polpevole, sì, polpevole. Pulp fiction. Dunque, allora, parliamoci chiaro, io sono il G, voi no. Ecco, questo va subito, come dire, stabilito. Poi io vorrei fare Vandaloni degli Sdraloghi Attila, Sdraloghi, Traslochi, chiamatele come vi pare, no? Con il background di Guglielmo Passeri, sì. Allora vai, dai. In una qualsiasi località italiana, non mi ricordo qual è, dove sto telefonando, ma pensate, ni sud, facciamo gli Sdraloghi Attila, sì. Va bene, Sdraloghi dico, ma sarebbe Trasloghi, no? Perché poi Sdraloghi, poi non capite? Non capite? Ma vabbè. Pronto? Pronto signora, buongiorno, sono Vandalo Unni dei Traslochi Attila. Forse ha sbagliato numero. No, signora, lì abita il signor Enrico, vero? Sì. È Enrico, vero? Sì. Ecco, benissimo, c'è il signor Enrico? Sì, Enrico c'è, ma che vuole? Non per il trasloco, signora. È trasloco di Il trasloco, e voi dovete traslocare. No, Sì. E come no? io non devo traslocare niente, perciò avrà sbagliato numero. Ma no, signora, ma... Forse, aspetta, ha stato Enrico che ha chiamato, ha stato lui. Ha chiamato per traslocare. No, è sbagliato. Mi può passare il signor Enrico, per favore? Ecco, forse Chi è? Signor Enrico? Ehi. Buongiorno. Chi è? Sono Vandalo Unni dei Traslochi Attila. Chi? Chi? Io non la conosco. Ora voi non mi riconoscete più. E io so che quello dei traslochi, no? Che voi dovete traslocare. Io devo traslocare. Traslocare. Voi non dobbiamo traslocare. Noi non dovete traslocare? No. Ma come è possibile? Abbia pazienza, qui siamo tutti pronti per partire. Che ci sta? Siamo pronti per partire, tutto con... Pronti per partire? Ma per partire dove? Per venire a casa sua a fare il trasloco. No. Ma voi non sa che voi andate al nord. Ma che al nord? Ma sì, hai sbagliato, andate al nord. Andiamo al nord. Ma sì, andate al nord, poco sotto Roma. Sì, per voi è nord. No, va bene, hai sbagliato numero. Ma no, signor Enrico, ma qua noi veniamo in via Trento adesso, E guardi che non abbiamo sbagliato persona. Io sono manco da Vandaloni, qui è arrivata una telefonata e ha detto: io sono Enrico tal detali, venite in via tal detali, numero tal detali, e questo è il numero di telefono che chiamate. Che scherzo, vabbè, arrivederci. Ma qua arrivederci, noi ci vediamo fra poco, infatti. Così. Ma Vandaloni non parla così, naturalmente. Ora, allora, andiamo da qualcun altro, per questi mi sembrano abbastanza provati già dalla vita, per cui è inutile stare a... Vai, andiamo su. No, a volte sì, dai. Quindi vediamo se si riesce a far entrare in trasmissione e soprattutto in campo, a scendere in campo. Guglielmo Passeri degli Sdraloghi Attila, vero? Ah, sì. E non vanno a nord, vanno a sud. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno, dica. Traslochi Attila, sono Vandaloni. Senta, va bene se arriviamo oggi subito dopo pranzo per il trasloco? Ma forse ha sbagliato numero. No, sono Giulio? Abita lì? Sì. Giulio, ecco, è lui che ha ordinato il trasloco. Lei chi è, la moglie? Ma quale trasloco, scusi? E voi dovete traslocare, così ci ha detto il signor Giulio. Ma senta, ma sta scherzando? Io sto lavorando, per la verità. Qui è arrivata una telefonata. Mi può far parlare con il signor Giulio, per favore? Senta, mio marito non c'è, io non devo traslocare. Allora è stato lui ha detto che traslocate, che voleva fare una sorpresa a sua moglie, non so bene che cosa voleva fare. Un trasloco oggi pomeriggio. Andate a stare in un'altra città. Senta, chi è lei? Vandaloni, Traslochi Attila, io sono il titolare. Se vuole la faccio parlare con la persona che ha preso questa telefonata e che ha parlato col signor Giulio, se non sbaglio, era lui. Senta, a me non me ne va di scherzare, io non devo traslocare. Ma certo che deve traslocare, anzi la inviterei già a raggruppare le cose piccole in delle scatole. Arrivederci.
Ma come arrivederci? No, qui, qua, non va bene. Sono tutti molto sfavati, farà caldo da quelle parti, ancora più caldo che da noi, non so. Può darsi che siamo veramente in un bagno di sudore. Meno male non si sentono gli odori. Meno male non si Signora, meno male non si sentono gli odori. No, le passo Guglielmo Passeri, quello che ha preso la telefonata, che se ci hanno fatto uno scherzo sia a lei che a noi, signora, vogliamo capire, no? Mi sente? Sì, la sento. Io voglio capire se hanno fatto un'ordinazione di uno sgombero, di un trasloco, praticamente dando un nome falso. Perché io le assicuro che non devo No, traslocare. è quello che mi assicura lei, signora, io per me quello che dice lei è uguale a quello che dico io, insomma, si compensa. Ma lei chi è? Io sono Vandalo Uni di Traslochi Attila, le passo la persona che ha preso la telefonata, che è Guglielmo Passeri, che è un mio appunto dipendente, lei parla con lui. Parlare, allora? Ha parlato col signor Giulio, aspetti un attimo. Guglielmo, guarda, probabilmente qui ci hanno fatto uno scherzo, cioè noi ci hanno detto Giulio, che poi non è, hanno dato un nome falso, era uno scherzo, però insomma noi siamo pronti, parlaci te che hai parlato con questo signore al telefono. Ma ci parlo io, sì, certamente. Ma pronto? Signor Guglielmo? Sì, sono io, Guglielmo Passeri. Senta, ma cosa è successo? Io ho ricevuto... Senta, io non ho tempo da perdere. No, lei non avrà tempo da perdere, ma nemmeno io! Quindi lasciamo perdere. Io devo venire per fare lo stralogo e siccome il signor Giulio mi ha telefonato, ma lascia anche questo numero. Senti, lasci perdere per piacere. No, io non me ne va ora... proprio di scherzare né c'ho tempo da perdere. Ma Arrivederci. alle 3:30 arrivo. Oh! Ho già svuotato l'ape, 2 ami e 3 purmi. Svuotai, vero? Fece cariare. Vabbè, la signora era sfavatissima, mamma mia. I mariti sono svaniti nel nulla, non esistono, sono chissà dove, no? E le mogli sono veramente molto sfavate, un po' perché vengono usate dai mariti che tornano a casa e vogliono trombare, loro non hanno nessuna voglia, sì, anche il marito, insomma, al marito passa anche a lui la voglia e va da qualche donna extra e loro sono ancora più scornacchiate perché si sentono crescere le corna in testa e allora ecco perché queste reazioni inconsulte, poi magari sai il caldo e poi magari sai le donne, ora le mamme ammazzano bambini, ci sono anche questi risvolti, no? Sì. E allora vedi le donne avete notato? Un uomo di solito quando uccide qualche persona o parente o moglie o ex moglie, insomma poi si uccide per sé. Le donne ammazzano e non si uccidono per sé. Oh, che furbe, sono furbe. Così mi è venuto in mente di dire. Nella generalità dei casi, poi non è sempre così, sia ben chiaro, però mi sembra di capire che le donne uccidono, ma non si uccidono, gli uomini uccidono e poi rivolgono l'arma contro se stessi. Gli uomini. Dunque, ecco perché muoiono sempre prima gli uomini, Ma io che sto aspettando? Io avevo fatto un numero, e come mai questo numero? Rifacciamolo. Sì, no, avete notato? Io sono un notatore, non nell'acqua, no, come nuotatore faccio schifo, ma come notatore, m'arrangello. Come rispose quel ragazzo a cui la professoressa chiese Machiavelli? M'arrangello, sì. Ma via, ragazzi. Via, per piacere. Io sto facendo sti numeri e non risponde ecco. No, segreteria telefonica di un pezzo di la voce tutta così, allora non ci interessa. Forse sto telefonando in un posto dove i traslochi proprio sono talmente lontani dalla loro mentalità, poi se li fanno tutti da sé, no? E c'hanno sempre qualche parente col camioncino, questo e quell'altro, si aiutano a Vicenza, no, più in giù, molto più in giù a vicenda. La mentalità del trasloco forse non ce l'hanno. Pronto signora, buongiorno? Buongiorno. Sì, sono Vandalo Uni dei Traslochi Attila. Lei deve traslocare oggi, come ci ha detto il signor Antonio, e quindi oggi pomeriggio arriviamo, volevo dare la conferma. No signora, lei è la moglie del signor Antonio? Sì, ma chi è Antonio Cuomo? Lei è quella che dice ma quello è via Antonio Roma. fa caldo.
Antonio, no, fa no. caldo, e poi È sbagliato, lui dà perché quella qui- cosa da bere, il tè come il Nestì, come si chiama, Senta, e lei no. fa Antonio, fa freddo, trombami. Senta, ha sbagliato. Signora, no, mi passa Antonio per No, favore. è via Roma, qui è Corso Trieste, ha sbagliato. No, io voglio Corso Trieste, sì, Corso Trieste, senz'altro. Mi passi signor Antonio per favore. Allora, senti, io mi chiamo Antonio. Era già lì. Signor Antonio, lei deve traslocare oggi, quindi non faccia tanto il furbo. Prego, Qui, innanzitutto lei chi è? Io sono Vandalo Unni dei Traslochi Attila. Io non ho preso la telefonata, l'ha presa il mio collega, che ora le passo per vedere se, siccome ha telefonato un signore spacciandosi per lei, sarà stato lei oppure qualcuno Signore, che io faceva non ho uno niente. scherzo. C'è qualcuno che ci va. Io sto mangiando adesso che tra poco devo andare a Tutti lavorare. mangiamo nella vita. Mi Guardi. ascolti, lei innanzitutto cerchi di essere un poco più corretto con me. Io non la conosco, tanto per iniziare, e sia lì al suo posto. Va Ma bene? io vengo a fare il trasloco, se lei la prende così, ha tanto per capito? iniziare solamente. Io ho le detto sto solamente che dicendo- mangiamo tutti, non ho detto niente di Io male. le sto dicendo. Io le sto dicendo che adesso arriva il mio garzone, non glielo Ma passo faccia- nemmeno, ecco. e fa il trasloco, ha capito? Va bene, Anzi, senta, ma a che indirizzo? Ma lei che cosa in dice? via Trieste, in corso Trieste. A che numero? Guglielmo, vieni qua, parlaci te, che devi andarci te a fare il trasloco. Parli te con questo signore molto maleducato. Ecco, no, sarà lei maleducato e non poco. Pronto? Perché è imbecille, tra parentesi. Pronto? Pronto? A chi imbecille? All'altro, prego, mi dica. Ah, ecco, no, io sono quello che fa i traslochi. vabbè. Allora, io sono un Va dipendente, benissimo. ho preso però una telefonata Sì. di un signore che mi ha dato le sue generalità e mi ha detto di fare Generalità quali sono? e mi ha Allora, dato ma- anche il numero di telefono per telefonare per dire che noi venivamo. Allora, io riconosco anche la voce, quindi riconosce lei, anche la proprio voce. lei, il signor Antonio, quindi essendo il signor Antonio Falaldo, io praticamente vengo e facciamo tutto lo straloco, faccio trovare perché insieme i carabinieri, io ho perché già stasera se ne va scaricato a Santa l'ape, Maria, lei Duhami è un e 3 purmi. L'ape, Duhami e 3 purmi, va bene? 3 purmi? 3 purmi, sì, perché che c'è? Sì, allora, Che c'è da diciamo- dire? Io sono toscano, allora? Vabbè, non C'è anche cosa da dire su toscani? Senta, mi devi dire solamente l'indirizzo. Io con chi sto parlando, mi dica. Con Vandalo Unni, con il mio titolare, e tu sì, facevi no, tanto mi il devi ganzo, mi ma io fa- ho la voce grossa, tu sei più tranquillo, No, ma non tu c'è- ti sei no, cagato sì. addosso, prima Oh, t'alzavo la voce con lui, Toscano, con lui t'alzavo la voce, sono toscano e me ne vanto, Oh. e nel culo te lo pianto. Toscano. Che c'è? Voi Che state c'è? sbagliando, state proprio sbagliando. No, Non che ora niente. hai avuto paura Basta di un po' me. zuzzolare, Guarda, ci vediamo un po' con la denominazione io facevo il della calcio in ditta, così questa sera costume. ti faccio arrivare l'avvocato a casa. Dai, Che tu fai te? Passami un po' il nome dammi il Allora, la ditta. La ditta, dai, ditta. Traslochi Attila. Ditta Traslochi Attila. Attila. Va bene così, basta questo, Poi? no? Poi basta, io sono No, mi devi Guglielmo dire dove Passeri, siete questa ditta. il titolare è signor Amico, Vandalo Unni, va bene? È una persona di molto, ma di molto per bene. E se lei alza la voce a lui, mi incazzo io, capito? Che lui è come se fossi io, capito? Io e lui siamo la stessa persona, praticamente. Quindi lei Bello. non alzi la voce con lui, va bene? Oh, senti qua, tu Sia ben stai chiaro. lì a posto tuo innanzitutto. Al posto Stai tuo, lì al posto te stai tuo. al posto tuo, capito? Te stai al posto tuo, a cuccia, capito? Imparate ad essere Sai- un poco civili, imparate ad essere un poco civili. Come? innanzitutto. Impara ad essere un poco civili. Impara ad essere, Perché io avevo ti capito sto un'altra dicendo cosa. sin dall'inizio. Io ho imparato fin dalla nascita a essere civile, te non lo so, Carlo. Senti. Ora io vengo allora guarda, anticipo, fra mezz'ora sono lì, addio? Fra mezz'ora sono lì, aspettami. vieni qui, Si fa lo strologo, ti porto via tutta la roba, anche se tu vuoi te la strappo in mano, capito? Te la strappo in mano, la carico sull'ape, su Furmi e su Ami. Passami il capo tuo. Il capo, ora te lo passo. Sì. Vandalo, vieni. Ma sta attento che questo io alza la voce, sai. Ma dai, passavo. Pronto? Pronto. Guardi, allora, lei sta guardi, questa è una brava persona, ha una voce un po' attimo, così, ma senta, guardi, per piacere. lei stia al posto suo, sia come ben stia chiaro, al posto che noi suo? Ma tu arriviamo e diceva, facciamo... ma come cazzo sì? Hai capito? Lei stia al posto suo, capito? A cuccia nel suo posto, noi arriviamo e facciamo lo allora sgombro. tu adesso Lo mi fai sgombro, piacere, sì, mi dai un po' la il nasello. denominazione della tua ditta, La per denominazione
di origine controllata e garantita, sia ben chiaro, hai capito? Ecco, quindi Mi dai la aspettaci, fra mezz'ora noi siamo lì, quindi dai, apri la porta, facci fare il nostro lavoro e stai al tuo posto, in un angolino, capito? E facciamo tutto noi. Scemo proprio allora, tu. Ma perché? Perché a me mi offendi e a quell'altro no? Hai avuto paura di Guglielmo? Hai avuto paura di Guglielmo, hai avuto paura di Guglielmo, Perché c'ha la voce grossa, è anche grosso, ora arriva lui, è di molto grosso, capito? Quindi io, ciao, a tra poco. Sì, vabbè. Sei proprio scemo. Sì, ma qualcuno però qua si è pigliato la briga di fare qualche scherzo. Io volevo sentire le ultime parole famose. Qualcuno si è preso la briga, si è pigliato la briga di fare qualche scherzo. Ora, non ha attribuito a me e a Guglielmo Passeri, che è come se fossimo la stessa persona, vero? Lo scherzo. No! Qualcuno che ha telefonato a nome suo, capito? Il signorino. Vabbè. Alzava la voce e offendeva sempre quello dalla voce più normale, cioè me. Guglielmo Passeri, Guglielmo Passeri con quella vociona, ma un pochino, insomma, non dico intimorito forse, ma sicuramente meno ispirato a alzare la voce, sai com'è? Sì, vabbè, mi è sembrato così almeno, Ora lui starà organizzando chissà quale resistenza agli eventuali sdralogatori, ma qui non c'è nessuno. Vediamo qui, no, questo. Ho trovato uno che fa traslochi. C'è scritto traslochi. Allora lo vengo subito. Ah, sì. Vedi, Mandaluri non ha mai telefonato a un sdralogatore, mai. È la prima volta. C'è sempre. Oh, che bella. Siete in linea con la... Sì, la ditta la conosciamo, traslochi, c'è anche la musica hawaiana. Oppure 9 per inviare. Sì. Attendere in linea per l'operatore. Sì. You are connected to Ita... Oh, mamma mia, anche in inglese. Nine for the operator. Sì, faccio 9 for the operator. Voglio parlare con Attendere, prego. Hold on, please. Questo, sì, certo, è meraviglioso attendere, specialmente quando ti pregano di farlo. Già. Sadici e sudici, mi hanno fregato, ma questo sarebbe stato l'operatore? Ma vaffanculo! Vabbè, niente, è impossibile ragazzi, senza fica l'elencarsi, andiamo avanti e vediamo. No, dice a volte capita, sì, come no, certo. Ecco qua. Naturalmente. Sì. Indubbiamente. Pronto? Lei mente, signora, lei mente. Pronto? Pronto? Chi è? Lei mente. Sia ben chiaro, lei non dice il vero, Lei non dice la verità. No, scusa, hai sbagliato numero. No, lei mente. No, mi passi Mario, che ci parlo io. Lei mente, con lei non ci parlo perché lei mente, Ma sapendo chi è di lei? mentine. Ma chi è lei? Che so, io sono quello dei traslochi. Ha sbagliato numero. No, c'è Mario. No, non c'è. E quando arriva? Non so quando arriva, ma ora non... Ma lei che è la moglie? No, sono la figlia. Ah, è la figlia di Mario, è la figlia. La figlia. Non mi passo mia madre. Mi passi sua madre. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Buongiorno, lei chi è? Sua figlia mente. Ah, come mente. Perché no? Lei mi deve dire prima chi è. Ma io sono Mandaluni di Traslochi Attila. Come, Maddaluna dei traslochi Attila? Sì, perché voi dovete traslocare, no? Non credo. Signor Mario me l'ha ordinato. Vabbè, allora se l'ha ordinato mio marito andarmene. Guardi, non mi ha detto ancora dove, però so che cambiate città. Mi farebbe tanto piacere. Tanto noi andiamo dovunque, tanto noi carichiamo tutto quello che c'è da caricare, smontiamo, eccetera, e poi lui ci dice, sarà questo il posto e noi ce lo portiamo. Vabbè, ma lo devo sapere prima io, scusi, ma lei chi è? Ma se lo faccia dire da suo marito, me lo faccio dire da mio marito. Perché io non lo so nemmeno io dove andate, ma cambiate città, dice che andate a stare meglio. Vabbè, senta, mi passi mio marito. Guardi, non è qui.
E dove sta? Volevo parlarci anch'io, scusi. Senta una cosa, mio marito sta in ufficio. Sta in ufficio? Sta in ufficio, sì, lui ha telefonato dall'ufficio per ordinare un trasloco. Vabbè, comunque Senta, allora, le posso quando- chiedere una cosa? Suo Sì. marito è normale, sì? Chi lo sa, ancora non lo so se Non lo ha sa. dei momenti in No, cui no, non è c'ha degli sempre sfasamenti di testa e magari... Sì, ma non ha momenti lucidi, lo so pure io perché lo conosco da 40 anni quasi. Non ha dei momenti lucidi? No. Può adesso- darsi che abbia fatto, perché normalmente se uno trasloca lo dice anche alla famiglia, no? che ne so, che ne devo dire Non io? è che abbia fatto questa telefonata a noi così in un momento di poca lucidità? Sì, può darsi. Perché ha fatto altre cose del genere? Ne fa parecchie. Ah sì? Ah mamma mia, eravamo tutti pronti qua, ma noi dobbiamo ormai... Senta, ma lei non mi vuole dire chi è? Se per gliel'ho piacere me detto lo dice. prima, Vandaluni dei traslochi Attila, l'ho già detto. No, non c'è nessun Mataluna dei traslochi Attila. Mataluna, ma che dice? Vandalo Unni, non sia approssimativa ecco. signora. Senta, lei mi sta prendendo in giro. No signora, è difficile prenderla in giro visto che è così molto grassa signora lei, è difficile prenderla in giro per tutta quanta, è difficile. Va bene, signora. comunque è adesso grassissima mi signora. che non sta bene Lei mentalmente. ha una pancia, un culone, io non la voglio prendere in giro per niente, ci metterei in giro nel mondo in 80 giorni. Va bene, capisce? comunque arrivederci. Signora, senta, io bisogna che venga lì per fare il trasloco. Va bene, allora quando vuole venire venga, arrivederci. Io vengo quando voglio venire, d'accordo, vengo fra poco. Però scusa, mi sono dimenticato di dire una cosa. Ma che la prenda in giro, ma ci penso nemmeno, grazie a me lei, ma figurati, sentiamo me grazie, avete sentito? Pronto? Sì, pronto? Chi è? È sempre lei? Sì, ma scusi, È sempre la figlia? ma che vuole? È sempre la figlia. Senti, era tutto uno scherzo, io volevo fissare un appuntamento con te. Stasera sei libera? Lei non sta bene. Ma che sei bellissima, dai, era uno scherzo che volevo fare ai tuoi genitori, ma più che altro volevo parlare con te. Ascolta, sei di una bellezza incredibile, tranne un po' i denti marci, un pochino ti puzzano le ascelle. Guarda, lei è un pazzo, No. ma non telefoni più. Senti, ma le mutande si sporcano Ma di merda. vaffanculo. Appunto, è quello che dicevo io. Madonna, ragazzi. Va bene, sì, andiamo avanti? Ma certo che andiamo avanti. Andiamo, su, siamo a ruota libera, quindi basta con gli sdraloghi, che poi se fo a Guglielmo Passeri, insomma, la voce mi si incrina poi, sì, davvero, guarda, è come se avessi un orgasmo e allora faccio... No, è orgasmatico Guglielmo, sì. Ora non so che cosa dirò a questa persona, ma intanto aspettiamo che risponda. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, ditemi. Il signor Ernesto, vorrei parlarci. Pronto? Vorrei parlare con il signor Ernesto. Ha sbagliato numero. No signora, guardi, Ernesto, non ho detto onesto, è per quello che mi ha detto onesto, qui non c'è nessuno. Ernesto ho detto signora. Senta, se vuole perdere tempo. Io vorrei non perdere tempo ma acquistarlo casomai il tempo, se Sì, è possibile. buongiorno. Sì. Ma come? Ma già capito adesso, cioè qui onesto non esiste. ma veramente io avrei fatto il numero di Ernesto. Vabbè, vediamo un po', andiamo da un altro, andiamo da un altro. A volte i numeri cambiano, sai? Sì, no, per carità di Dio. Capita. Sì, così. Va bene, vediamo con Gioacchino. Oh, Gioacchino. Gioa e Chino. E non può rispondere, sì. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Io vorrei parlare con il signor Gioacchino. Non c'è. Non c'è? Chi è? La nipote? Sì, sono il nipote. Il nipote. La mamma non c'è? No. Tua mamma? Tuo babbo? No, c'è mia nonna. Mi puoi passare tua nonna, per favore? Sì. Ecco, deve essere la moglie di Gioacchino. Gioacchino. C'è Gioacchino? Non so se c'è Gioacchino. Gioacchino. A volte c'è, a volte non c'è. Ora non c'è. Ma c'è la nonna, la moglie di Gioacchino. E Ciro? Ciro c'era? Non c'era, Ciro non c'era. E che c'entra Ciro? No. Davvero? Ora la signora ci mette un po', sai, prima di venire alla sua età,
Via su, signora, che voi è stata moglie di Gioacchino per tutta la vita, poi la donna è provata, molto provata, capite? Pronto? Pronto signora, buongiorno. Chi siete? E noi siamo io. Senta, lei è la moglie del signor Gioacchino? No, sono la mamma. Ah, la mamma di Gioacchino. Sì, sapete che è successo? Che stavo scolando la pasta, stavo preparando il mangiare per i bimbi. E allora? E non potevo venire subito. A me non si preoccupi, ho aspettato. Ma lei volevo chi è? dire, lei è la mamma di Gioacchino? Sì, e lei chi è? Gioacchino, ma prima mi ha risposto un bambino. Il bambino ha detto che è il nipote di... Sì, il nipotino, sì. Ah, quindi lei è la bisnonna del bambino? No, la nonna. La nonna. La mamma dell'altra, da Giacchino e cioè, l'altra sorella di Jackie. Ah, lei, sua sorella è la mamma di... No, lei è la mamma di Gioacchino. Sì. E la... E l'altra figlia è la mamma del bambino che ha risposto. È la mamma quindi figlia sua, mamma del bambino. E Gioacchino chi è? Marito di chi? Il marito di Di chi? Patrizia. Ah, di Patrizia, che è la nonna del bambino. No, ma che mi state facendo certe domande? Io non so. Ma scusi, il bambino ha detto che Gioacchino è il nonno. Ma che lo ne- zio. no, Ma forse è il lo nonno zio. di- Ma forse lo quello zio è morto, lui diceva nipote, che era morto. nipote perché chi è morto? Chi è morto? Il nonno, il vecchio Giacchino, il padre di mio marito addirittura, il bisnonno. Il bisnonno è morto. Sì, è beh, forza, era vecchio. Sì. Lei comunque non è così anziana, quindi può rispondere benissimo. Quindi vediamo di ricostruire. Il bambino è nipote di Gioacchino. Sì, ma voi- Gioacchino del bambino chi è? Zio o nonno? È lo zio del... Ah, è del- lo zio. Perché se fosse stato nonno dicevo, ma come... appunto, Ma voglio sapere essendo lei lo chi è. zio. Sì, no, appunto, io cercavo Gioacchino. E che dovete fare con Gioacchino? Io personalmente niente, dico la verità, perché sa, cioè io fare con Gioacchino, lui farà con le donne, non certo con me, io sono maschio, che vuol fare? No, gli volevo dire che abbiamo trovato quella persona Quale persona? che lui cercava. Ah, Lui cercava una certa persona ah. e questa persona l'abbiamo trovata e così insomma lui potrà prendere contatto Con e voi. E chi siete voi? vede, purtroppo non posso dirlo perché vede, ma state la tranquilli. privacy, signora, la privacy, potrebbe ascoltarci qualcuno, no? No, non ci ascolta nessuno, state Chi tranquilli. gliel'ha detto? Ve lo dico io. No, lei mi butta nello sconforto più tremendo, signora. Lei mi butta nello sconforto, come non mi ascolta nessuno? Ma allora che fa? No, sicuramente non ci ascolta nessuno, sicuramente no, però non si sa mai. Perché vede, ha detto quella persona, cerco di non fare nomi perché, Gioacchino si sa, sto telefonando a lui, però volevo dire ora, lei dovrebbe riferire, quando torna Gioacchino, che ho trovato quella persona, quella chi siete? che c'è. Ah, vabbè, io mi chiamo Domenico, va bene? Lui lo sa, mi conosce, mi chiama Mimmo certe volte. Mimmo, va bene. Mimmo, va bene? Io sono Mimmo. Allora, ho trovato per lui quella persona che lui cercava va bene. e lui sa, insomma, e posso dire che è proprio giusta, cioè quella giusta, però esattamente come la voleva lui, il peso, le misure, Ho capito. l'altezza, come dire, proprio il petto. Ma lui c'ha la moglie, perché la voleva sapere? Vabbè signora, nessuno è perfetto, lui la voleva col petto di una certa misura, col petto, Mi viene da ridere. i fianchi e voleva anche un bel, mi capisce, un bel... Ho capito. Ah, brava signora. capito E io tutto. gliel'ho trovata proprio esattamente come voleva lui. Ma il mio figlio è un poco pazzo. Vabbè, fa Quello è rima, artista, fa rima quello è con... artista, sono tutti pazzi. È un artista? Certo, lo so che è un artista, è bravo, però sì. è bravo come artista, Sì, è bravo, sì. perché insomma, non tutti, guardi, non tutti saprebbero fare quello che sa fare lui. Per esempio? Per esempio? Suonare, cantare. Esatto, bravo, è quello che dicevo io. A volte sono anch'io insieme a lui, Sì. E cantiamo insieme, È sì, cabarettista. sì, io sono cabarettista. Ah. E lui canta, suona, ma non solo, non solo. Veramente, come dire... Ma voi dove state? A che paese? Paese... Siete settentrionale? Io non sono, lei mi capisce, non sono di qui, però ci abito. Capito che siete settentrionale. Sì, sono settentrionale della Toscana.
Nessuno può smentire Che cosa? il proprio modo di parlare. No, che si infatti, capisce subito. ma io sono contento di essere toscano, per Io carità. sono pugliese. Lei è pugliese, ecco, ci mio troviamo figlio in un posto, e mio lei figlio è che non è leghese. né Puglia né Toscana. Vabbè. Va bene lo stesso. Guarda, devo dire che Gioacchino poi è talmente bravo che, insomma, si innamorano di lui. Beh, questo è certo. Questo lo do per scontato. È una questione di bellezza, ma non tanto la Non è la bellezza non conta. Il savoir-faire. Brava. Ecco. Ma anche quando lui si mette lì, suona, È canta. molto diplomatico, estroverso, diplomatico, buono di animo. Sì, buonissimo. Sì, anche la figlia è uguale, anzi un po' più cioè la mamma del bimbo, Sì. e sarebbe l'unica sorella che c'ha, perché sono 2 figli soli. Sì. Quello è peggio di mio figlio, quello È peggio. Quello oltretutto è una teatressa da Sì. teatro, insegna. Beh, insomma è bello perché è una famiglia d'artisti, insomma, no? Sì. E lei è artista anche lei, signora? No, non sono artista, però li seguo dovunque, vado a ballare insieme dovunque, siamo sempre insieme. Che ma siamo lui, nella stessa casa. lui quando canta è proprio bravo, eh? Sì, è bravissimo. Vedo che vi chiamano, vi devo Sì, lasciare. ma mi stavano chiamando, sì, però non si preoccupi, l'ho spento, non importa, è una Va cosa bene. così. Volevo Comunque dire... vi lascio perché i bimbi stanno mangiando, avranno finito, vorranno il secondo e si brucia il secondo. E si brucia il secondo? Sì, devo scappare. Sì, ho capito. Senta, allora dica che ho trovato quella come Vabbè, la voleva lui, tutto capito. petto, culo, fica, culo. cioè bella proprio. va bene. C'è un piccolo problema però. Ci vogliono i soldi. No, guardi, offro io comunque, sì, perché io gli devo un piacere. Offro io, cioè più che altro lui deve sapere che è un uomo. Va bene. È come dire, capite, è un travestito, però è come lo voleva lui, va bene? Capito, va bene. Arrivederla ok. signora? Riferisco, sì. Arrivederci. Buongiorno. Beh, insomma, va bene così. Ma chi è che, aspetta un attimo, scusa. Ma te guarda, che tu guardi che cosa? Che c'è da guardare, No, noi abbiamo avuto praticamente, come dire, un incontro, una famiglia d'artisti, no? E la signora non ha storto nemmeno il naso, nemmeno all'annuncio che alla fine quella persona era un travestito, già, l'artista poteva essere un pittore, poteva essere, che ne so io, alla fine abbiamo capito che canta e suona, io ero un cabarettista, tutto a posto va, ecco. Ecco fatto, va, io ho fatto un numero, sì, ho fatto un numero, l'ha fatto, sì, ecco, e quindi andiamo avanti, interpelliamo qualcun altro in questa seconda parte di sondazzo, una parte absolument. Pronto? Come? Chi è? A ruota libera, signora. Chi è? A ruota libera. Non ho capito bene. Io sono a ruota libera, signora. E cosa vuole? Volevo parlare con Carmine Gennaro. Ma lui non può parlare perché sta a letto. Ah, sta a letto perché è malato? È stato avuto l'intervento alla gamba. Ah, ecco, avendo avuto l'intervento alla gamba non può parlare. No, aveva l'intervento alla bocca non poteva camminare. No, scusi la battuta, signora. Ma l'ha avuto da poco l'intervento? È un mese. Ah, beh, e non può parlare ancora? A parlare può parlare, ma però come fa a parlare e venire a telefono? Già, come fa a venire al telefono se la gamba non lo porta? È vero. E quindi lui sta fisso a letto. Sì. Ah, sì. Ma lei è la moglie? Sì. Ah, beh, è andato tutto bene comunque, no? Insomma, ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Signore di tutte le malattie che ci manda, perché poi si possono curare, forse. Speriamo il Signore. Speriamo. Senta, ma Carmine Gennaro è uno solo o sono due? Come? Sono due? Carmine e Gennaro. Sì, Carmine e Gennaro, sì. Cioè, sono due? Sì. Cioè, lei è bigama? Aspettate un attimo, che sta sopra la sedia a rotelle, sì, ce la fa a portarlo. Vabbè, ma non guardi, ma io parlo anche con lei, signora, Come? E parlo anche con lei, signora bigama. Dunque, lei si è sposata Carmine, ma si è sposata anche Gennaro. Carmine Gennaro.
sì, perché sì. non ci hanno messo la virgola in mezzo. Cosa vuol dire? Quindi bisogna chiamarsi Carmine Gennaro. per Sì, forza. Carmine Gennaro. Carmine Gennaro, E sì. quindi lei se l'è sposati tutte e due? Come? Tutte e due se l'è sposati? Come Ma tutti e due? a letto chi era più bravo, Carmine o Gennaro? Mi fate ridere. Perché ora con la gamba non solo non parla, ma cioè non tromba nemmeno, povero, certamente, ma questo non gli si può chiedere, no? A un certo punto ha avuto intervento un mese fa. Quindi, cara signora, forse Gennaro, signora? No, il primo nome è Carmine. Sì, ma Carmine faceva la prima e Gennaro faceva la seconda. E rida, signora, rida. Questo sono un vulcano di battute, signora, e di doppi sensi, no? Carmine era quello della prima, poi dice Gennaro faceva la seconda, no? E appunto, sì. Appunto, e lei praticamente se li beccava tutte e due. Ma per la terza chi ci veniva? Come per la scrittura? Per la terza chi ci veniva, signora? Signora? Forse la terza non la faceva. Ma lei vuole prendere in giro? Guardi, sarebbe difficile anche lei prenderla in giro, visto il suo giro vita. Ma cosa vuole da belle Carmine? Da Carmine? No, niente, volevo dire tanti auguri per la tua convalescenza, questo volevo dire. Volevo fargli, insomma, che stia bene, che vada avanti bene, così che tra poco torni a camminare come prima. Speriamo, signore, ringrazio. Ma da dove chiama? Io chiamo dalla Chiesa del Signore, che ci manda tutte queste belle malattie. Purtroppo. E questi incidenti, e queste morti, e queste mamme che ammazzano i bambini, e tutte queste cose qua ce le manda, grazie Signore, vero? Bisogna sempre ringraziare, vero? Vero che lo ringraziamo? Lei lo ringrazia tutti i giorni? Come no? Ecco, per esempio, quando succede una disgrazia, lei ringrazia il Signore? Purtroppo, ci mi per l'amore di Dio. Ho capito, sì, ma lo ringrazia solo, no, lo ringrazia solo quando le cose vanno bene o anche quando vanno male? Ringrazio lo stesso, la facciamo andare su. Ho capito, cioè praticamente tutto quello che arriva è il Signore che ce l'ha mandato. Scusi, ma da dove? Signora, ringrazi anche me. Da dov'è che chiama? Grazie anche me. Come no? Il Signore l'ha mandato anche me, vede? Anzi, grazie Signore perché mi ha mandato questa telefonata, no? Sì, ma dov'è che chiama? Io da dove chiamo? Ah sì, io gli ho detto, io chiamo dalla capanna dello zio Tom. Della capanna? Dello zio Tom. Ah. Ha capito? Ce l'ha presente? Ma... è famosa, la capanna dello zio Tom. No, va bene, lascia perdere. Sono qui insieme a Tom Sawyer. Signora? Dite. C'è anche Huckleberry Finn. Aspettate Sì, un sì. secondo. No, sì, ma guardi, è lo stesso, guardi che c'è Pinocchio lì che mi chiama, per cui non si preoccupi. Va bene. Senti, guarda come è ridotto. Sa chi è quello? Robinson Crusoe. Vecchio Robinson, come va? Quanto tempo sei stato su quell'isola? Dov'è venerdì? Dov'è venerdì? Ah, domani, domani. Oggi è giovedì, signora. Quindi? Lei sicuramente è un po' nel pallone, signora. Ma sa, ci sono i mondiali di calcio, quindi va tutto bene, Signora? Sì, va bene, sì. Gli ho riempito la testa di cose, ma guardi che, sono cose vere, Attendo un secondo? Sì, attendo che se arriva vabbè. Peter Pan, signora, lo prendo al volo, sì, non c'è problema. Siamo nel mondo delle favole, dei romanzi, delle avventure, che bello, come mi piacciono quelle avventure. Ora arriva lui e si fa 20.000 seghe sotto i mari, pover'uomo. No, ma io non deve venire con la sedia a rotelle perché ci hanno fatto l'operazione alla gamba, che devo fare? Gamba di legno. Vabbè, insomma, lì si entra nel mondo Disney, nel mondo Disney, gamba di legno, qui qua, Paperino, Paperina, Minnie e Topolino, va, e tutto il resto, no? Orazio con l'Arabella, per carità. Archimede pitagorico, ragazzi miei. Ma per favore, signora, dove è andata a beccarmelo, Oh, è andata a Disney World, a Euro Disney. Non so dove è andata a pigliare.
Povero, ma io non lo volevo. Pronto? Pronto, Carmine Gennaro? Chi è che lo vuole? No, lei non è Carmine Gennaro. Io sono il genere. Nel genere, lei sta bene con le gambe, tutto a posto? Io sto benissimo. Mi fa molto piacere, perché stavo parlando con la signora, sì, appunto, e le stavo riempiendo la testa di tante cose che lei non capiva, ma non sì, importa, perché sa, Biancaneve e Sette Nani, e poi sa, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la strega cattiva, il principe azzurro, lei mi capisce, la fata dai capelli turchini, è tutto un miscuglio, giusto? Certo. E poi c'è Cappuccetto Rosso, il lupo, la nonna, il cacciatore, che giustamente dicono, cosa spari al lupo? È una serie, è un animale in estinzione, o bischero, cioè il cacciatore, no? Vero? Sì. Lei mi può capire, no? Penso di sì. Ma certamente, è un bravo ragazzo. E Gamba di Legno come sta? Gamba di Legno sta benissimo. E Tabeta? Sta benissimo. Mi fa molto piacere perché Tabeta è simpatico, no? Sì. Cosa ha tirato fuori ultimamente? Beh, questo non l'ho visto, però. E lei cosa ha tirato fuori ultimamente? Dipende da che cosa vuole fare. Se le pende, cosa lo tira fuori a fare? Per pisciare, insomma, basta. Sì, ma lei come lo usa? Io lo uso come... io ci gioco a baseball. Io invece altrettanto. Altrettanto? Certo. Io però ci gioco a baseball con le sue palle. Certo. E se no, le mie sono buone. Fate un bello strike, signor, come si chiama, cazzo di cane? Insomma, ma le mie sono buone per fare anche quello. Anche quello? Non so. Fantastico. Non so. Fantastico, le mie non so. Infatti io faccio a quelle degli altri. Non so, sono buone per giocare a biglie. A biglie? O a biliardo le sue. A biliardo a biliardo già ci siamo. Sì, sono più duro. O a bocce. Le bocce su prato. Le bocce, sì, le bocce. E la stecca a biliardo. Come? Ma guarda, in buca? Iola. Ma dipende. Buca? Iola. In buca? Iola.Iola, no? In buca? Iola. Giusto? Dipende quale buco ce lo vuole mandare. E il buco nel culo, no? Arrivederci. Il sondazzo, ma lo trovi anche su retegg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...